È mercoledì 20 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da me, Lorena Dolci. Allora, fra poco andremo da Lorena per commentare anche le notizie di questa mattina sui quotidiani, ma intanto c'è la cronaca, un atto intimidatorio in chiaro stile mafioso nei confronti di un imprenditore di Altofonte nel Palermitano che ha trovato la testa di un cavallo sul sedile di un escavatore sotto casa sua. Stanno indagando i carabinieri. Una intimidazione in chiaro stile mafioso come nel film Il Padrino, soltanto che l'imprenditore di Altofonte, la testa mozzata di un cavallo, l'ha trovata davvero. È accaduto sotto casa sua, a Poggio San Francesco nel Palermitano. Qualcuno ha prima ucciso un cavallo la cui testa è stata fatta trovare sul sedile di un escavatore. La stessa cosa è stata fatta con una mucca gravida, con il vitello lasciato sul corpo squartato del bovino. Una scena orribile che si è presentata davanti agli occhi dell'imprenditore, che ha presentato denuncia ai carabinieri di Monreale. I malviventi sono entrati nel terreno che si trova alle spalle della casa, al momento disabitata, e ha massacrato i due animali. La vittima, ben voluta in paese e che ha svolto spesso lavori per conto del comune, agli inquirenti avrebbe detto di non avere ricevuto minacce o avvertimenti. L'amministrazione comunale di Altofonte ha espresso ferma condanna per l'atto intimidatorio e solidarietà nei confronti dell'uomo. Condanna che si legge chiaramente nelle parole del sindaco Angela De Luca. Sono rimasta pietrificata, non riesco a spiegarmi tanta barbarie. De Luca aggiunge che tutta la comunità è fortemente turbata per un gesto che sembra farci tornare nel Medioevo per i suoi metodi inaccettabili, fatti non da semplici criminali, ma da veri e propri barbari. È un operaio di 41 anni che si trovava nel cantiere di un casolare di Aci Platani, una frazione di Acireale nel Catanese, è morto cadendo da un muretto che delimita il torrente Lavinaio Platani. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo a fine turno è precipitato da un muretto di oltre 20 metri dove era seduto assieme ad altri operai in attesa di un furgone per il loro rientro, sbattendo violentemente il capo. Ora le altre notizie. Prosegue l'inchiesta sulla morte di Margaret, al vaglio degli inquirenti anche le telefonate che sono partite dallo studio dei medici dove la ragazza che doveva fare un intervento al naso si è sentita male. Sentiamo il servizio. Anche i tabulati telefonici di Marco e Marco Antonio Procopio, i due medici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, verranno acquisiti dagli inquirenti per capire se la ragazza 22enne di Lentini, morta dopo 3 giorni di agonia per un intervento al naso nel loro studio a Roma, poteva salvarsi. Al setaccio la o le telefonate partite dallo studio medico verso il 118 e che tipo di comunicazione è stata fatta sullo stato della giovane colta da malore. I NAS verificheranno anche le strumentazioni di emergenza eventualmente presenti. I Procopio erano stati scovati dalla ragazza sui social. Su Instagram adesso i due medici hanno cancellato tutto. Sul loro profilo c'è solo uno schermo bianco con un puntino nero e tra i follower compare ancora Margaret. Maurizio Ressa, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica, ospite di Sicilia 24 Focus, raccomanda prudenza. Consiglio specialmente alle giovani pazienti, se si devono sottoporre ad un intervento, di parlarne in famiglia, di parlarne con il medico curante e di trovare il chirurgo sui siti istituzionali. Quella del desiderare un volto quanto più vicino a canoni di pseudo-perfezione imposti dai social è una moda che spopola anche in Sicilia e non contagia solo le giovanissime. A Palermo esistono i filler party, feste con camere arredate ad hoc dove vengono servite tisane e punturine che iniettano acido ialuronico e altre sostanze propinate come elisir di giovinezza. E allora adesso andiamo ai quotidiani, lo facciamo con Lorena Dolci questa mattina proprio su questa notizia. Eccoci, la notizia la ritroviamo in prima pagina sul Giornale di Sicilia. Eccola qua, Margaret al setaccio dei PM, l'avete appena sentito, le telefonate dei due medici. Ma alcune novità dell'indagine le troviamo invece nelle pagine interne del Corriere della Sera, che parla di un blitz dei NAS che avrebbero trovato, anzi hanno trovato, bisturi e farmaci, quindi la prova che lì dentro operavano. C'erano un bisturi, entrando nel corpo del servizio, l'anestetico locale, altri farmaci, le prove insomma che lì dentro si facessero
operazioni chirurgiche e non solo filler. È proprio lo studio in cui appunto Margaret è finita in coma e poi dopo 3 giorni è morta. La ricerca si è concentrata anche su ciò che un primo sguardo mancava nell'ambulatorio, ovvero la documentazione medica, quella contabile e la dotazione di strumenti per fronteggiare eventuali emergenze, come appunto quella che è costata la vita alla 22enne. In realtà un defibrillatore, scrive ancora il Corriere della Sera, funzionante è stato trovato. Bisognerà capire però se e come sia stato usato, dato che la cartella clinica parla di tardivi e incorretti tentativi di rianimazione. Le ipotesi, le riepiloghiamo, sono le ipotesi sulla morte di una reazione allergica, un errato dosaggio dell'anestesia, una complicazione legata al fatto che la paziente non aveva ricevuto indicazioni di restare a digiuno, una concausa di questi fattori. Fra l'altro sappiamo appunto che poco prima dell'intervento la povera Margaret aveva mangiato, dopo giustamente il viaggio, un panino ed una bibita, cosa che sarebbe stata da evitare. Grazie Lorena, torniamo da te fra poco. Ora lo stupro di gruppo del Foro Italico a Palermo, dichiarazioni imbarazzanti delle madri dei giovani condannati, non sono dei mostri, si sono fatti trascinare, dicono, dalla ragazza, anche se condannano il sesso in strada, le donne continuano a difendere a spada tratta i propri figli. Dopo le sentenze che hanno riconosciuto l'esistenza del branco e condannato tutti e 7 gli autori dello stupro di gruppo avvenuto il 7 luglio del 2023 a Palermo, al Foro Italico, nei confronti di una 19enne, sono le mamme dei ragazzi che intervengono nel dibattito pubblico. Una difesa che solo una madre può fare e che risulta quasi d'ufficio. Non sono dei mostri, si sono fatti trascinare, dicono le donne, volendo precisare che il sesso di gruppo per strada, quello sì, lo ritengono sbagliato, ma sull'innocenza dei figli mettono la mano sul fuoco. Una innocenza che non è stata però ritenuta tale dai giudici, che hanno inflitto pene tra i 7 e i 4 anni di carcere alla fine del processo, che si è svolto con rito abbreviato e perciò con uno sconto di pena di 1/3. La procura aveva chiesto tra i 10 e i 12 anni per tutti. Il verdetto, più pesante, 8 anni e 8 mesi, è stato inflitto all'unico ragazzo che all'epoca dei fatti era minorenne. Durante la requisitoria i PM hanno ripercorso ogni istante di quella notte e ricostruito le singole condotte degli imputati. Lo stupro fu ripreso pure col telefonino. A denunciare la violenza subita era stata la stessa vittima, sottolineando di avere più volte detto di no e di non avere ricevuto aiuto dopo gli abusi. Tutti gli imputati si erano detti innocenti, negando la violenza e parlando di rapporto consensuale. Non doveva farsi coinvolgere, dice la mamma di uno dei giovani, è stata la ragazza a trascinarli, ma lui doveva andare via. Sono spenti da quando sono lì dentro, riferendosi allo stato d'animo del figlio detenuto. Frasi a cui ha risposto la legale della vittima, l'avvocata Carla Garofalo. In arringhe ho detto che questi ragazzi non sono dei mostri, sono al contrario persone a cui non è stato insegnato il senso di rispetto della donna e dell'amore, ha detto la legale. Hanno dimostrato una mentalità arcaica e maschilista. Il branco poi ha potenziato queste caratteristiche. Andiamo adesso ai quotidiani proprio su questa notizia, sì, Lorena. certo Angelo, notizia che troviamo intanto sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia, il branco assolto dalle madri, i nostri figli non sono mostri, ma poi andiamo anche all'interno del quotidiano La Repubblica, il tomo di Palermo, che fa degli approfondimenti, anzi dei commenti. In particolare ci svela il retroscena che ci sono dietro questo appello delle madri. L'obiettivo, scrive Eugenia Nicolosi, è sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. L'avvocato della giovane vittima, Carla Garofalo, ha infatti ricevuto la richiesta di un parere sulla possibilità di fare scontare la pena in casa ad Angelo Flores. Vaglierà naturalmente il tribunale del riesame. E la madre Ornella racconta dei problemi che Angelo affronta in carcere. Prende psicofarmaci, dice: temo che voglia togliersi la vita, gli hanno fatto del male anche con un temperamatite. Insomma, addirittura hanno ricevuto non solo minacce ma anche vere e proprie diciamo, attentati da gente in carne e ossa, che ha avvelenato il cane dei Flores, ha minacciato un bambino piccolo, ha accusato la famiglia di stupri incestuosi. Poi c'è l'altro commento, anche questo interessante perché parla un uomo e dice: il nodo centrale
non è tanto la durata della pena quanto la qualità della detenzione. Questi giovani, si chiede, come trascorreranno gli anni della reclusione? Saranno impiegati in lavori utili? Avranno occasione di confrontarsi con altri uomini che provano a incarnare modelli di mascolinità alternativa? Oppure abbrutiti dalla noia di giornate vuote attingeranno dall'insegnamento di compagni di prigione non necessariamente pentiti di aver sciupato la vita? E questo, appunto, detto da un uomo, è sicuramente un commento interessante. Restiamo a Palermo, è finito di nuovo in manette l'ultimo padrino di Cosa Nostra, è stato arrestato Gaetano Savoca, reggente del mandamento di Brancaccio Ciaculli, è già stato condannato 3 volte per mafia, accusato di aver ripreso il comando della cosca. È l'ultimo padrino di Palermo ed è finito in manette Gaetano Savoca, 57 anni, soprannominato il Biondo, già condannato 3 volte per mafia, avrebbe preso le redini della cosca mafiosa di Brancaccio Ciaculli, un tempo guidata da Michele Greco, il papa di Cosa Nostra. Le indagini della squadra mobile della Sisco di Palermo, coordinate dalla DDA, diretta dal procuratore Maurizio De Lucia, dicono che al vertice del mandamento di Ciaculli ci sarebbe proprio Gaetano Savoca. Le indagini hanno rilevato la costante influenza mafiosa svolta da Savoca attraverso riservatissime riunioni e incontri, soprattutto nei settori delle estorsioni, del traffico di stupefacenti, impartendo disposizioni e direttive sulle modalità attuative delle attività illecite. Tramite le intercettazioni viene fuori lo spaccato quotidiano di Cosa Nostra, come quando Savoca decise di sospendere un esattore del pizzo che non dava più garanzie di serietà. Scoppiò anche un caso per il mancato mantenimento della famiglia di un detenuto, anche lui mafioso, ma Savoca avrebbe anche curato l'inserimento di alcuni nomi di fiducia in una cooperativa della ferrovia, un tuttofare dal pedigree mafioso come alcuni boss scarcerati e che rappresentano un pericolo per la società. È proprio questo, il tema dei boss scarcerati viene stamattina ripreso ancora dai quotidiani. Sì, lo troviamo fra l'altro ancora sul quotidiano La Repubblica. Savoca in cella per la 4ª volta, allarme per i boss scarcerati. L'ultimo padrino di Palermo, l'avete sentito, finito in manette, è stato condannato già 3 volte. Gaetano Savoca, soprannominato il Biondo, è la dimostrazione, scrive Salvo Palazzolo, che da Cosa Nostra non si esce e che gli scarcerati eccellenti restano pericolosi, proprio come diceva il pentito Tommaso Buscetta al giudice Giovanni Falcone nei primi anni '80. Da Cosa Nostra, diceva appunto Buscetta, si esce solo con la morte o con la collaborazione con la giustizia. E adesso di nuovo il caso Auteri. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sui contributi ad associazioni vicine al deputato regionale che è stato espulso da Fratelli d'Italia. C'è anche un'altra indagine a Siracusa e l'assessore al turismo Amata parla di un sistema da riformare. Si moltiplicano i fascicoli sullo scandalo dei contributi regionali distribuiti a pioggia nato dal caso Auteri. L'ultima indagine è stata aperta dalla Procura di Palermo dopo l'esposto presentato dal deputato Ismaele Lavardera sulle minacce a corpo politico da lui stesse ricevute proprio da Auteri e trasmesse dalla trasmissione Piazza Pulita. Al momento non ci sono reati contestati, ma sembra che gli inquirenti vogliano mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che costituisce quello che è stato definito la galassia Auteri, fatta di contributi di centinaia di migliaia di euro percepiti dalle associazioni vicine al deputato. Un'altra indagine è stata aperta anche dalla Procura di Siracusa, sempre per fare luce sui contributi arrivati alle associazioni in questione riferite al deputato Ortuseo. Sulla vicenda, infine, ha acceso i riflettori anche la Corte dei Conti. L'analisi dei giudici contabili riguarda le leggi, provvedimento e i contributi pubblici e mira a verificare l'effettivo utilizzo di quei fondi. La vicenda denunciata in aula da Lavardera ha assunto contorni enormi. L'assessore regionale al turismo Elvira Amata su Metropolis di Repubblica parla di responsabilità dell'intera assemblea regionale che ha approvato a maggioranza l'elenco da 8,5 milioni di euro di contributi nell'ultima manovra finanziaria. I miei uffici non hanno potuto far altro, senza poter entrare nel merito dei progetti che erano presentati, redigere un decreto che potesse mettere invece in sicurezza per quello che si poteva 8 milioni e mezzo affinché quantomeno venissero spesi e faremo le giuste verifiche per arrivare insomma alla conclusione di tutto questo. Altro non poteva fare. Quindi se qua si vuole decidere un altro sistema, un altro metodo, questo lo deve fare l'Aula per quello che compete all'Aula.
Per tutti gli addetti ai lavori, però, sembra che il Casa Uteri rappresenti solo la punta dell'iceberg di un sistema già collaudato. E allora su questo sistema si accendono i riflettori di molti quotidiani. Assolutamente sì, Angelo, e vediamo l'approfondimento di Repubblica Palermo. Ars, lo spettro delle inchieste, mette in crisi i deputati, ma addirittura tra i corridoi di Palazzo dei Normanni non si parla d'altro, cioè non si parla altro che dei contributi alla cultura e al turismo. Abbiamo sentito che ci sono delle inchieste, 2 della Corte dei Conti e 2 delle procure di Siracusa e Palermo. Il clima, insomma, è da caccia alle streghe, nessuno sa quando partiranno le perquisizioni. Alla domanda sull'imbarazzo sui contributi facili, il governatore Schifani si dice pronto a collaborare purché si metta ordine anche con una norma quadro su requisiti e modalità di erogazione, un principio che già così, lo immaginiamo, fa a pugni coi desiderata dei forzisti all'Ars, ai quali è arrivato il diktat di non presentare emendamenti per contributi in favore di enti, associazioni, ma anche comuni per sagre, feste e concerti. Era questo. Andiamo adesso con la rassegna stampa regionale, andiamo a vedere nel dettaglio le prime pagine dei quotidiani locali. Partiamo dalla Sicilia. Si torna su un cosiddetto cold case, il falso suicidio di Valentina, svolta dal confronto del DNA. Vedremo più avanti l'approfondimento. Conti in ordine, Schifani esulta, ne abbiamo appena parlato, e poi c'è questa fotonotizia con il titolo che gioca con il doppio senso: puzza al naso, benzene nell'aria nella zona di Augusta in un giorno superato il limite di un anno. L'ARPA chiede più fondi alla regione, si indaga sulla pioggia oleosa a Melilli, pioggia oleosa di cui ci siamo appunto più volte occupati. Torniamo appunto sul caso di Valentina Salamone, un omicidio nel 2010. Furono in 2, scrive la Sicilia, a inscenare nel 2010 il suicidio di Valentina Salamone. Uno è all'ergastolo. Dalle comparazioni del DNA potrebbe adesso arrivare la svolta nell'indagine per risalire al cosiddetto maschio 1. Nei laboratori siciliani si analizzano e si comparano molti codici genetici e potrebbe essere appunto la seconda svolta nel caso di Valentina Salamone, che, lo ricordiamo, è la giovane biancavillese trovata impiccata in una villetta di Adrano nel 2010, e adesso la novità potrebbe arrivare dalle indagini scientifiche dei RIS. E poi c'è l'eterna incompiuta del ponte, ancora polemiche su questa infrastruttura di cui si parla da 70 anni, parere contraddittorio, il ponte è rimandato per non bocciarlo. Questo è notizia che arriva dal WWF. È stato pubblicato ieri sul sito del Ministero dell'Ambiente il parere della Commissione VIA, la valutazione di impatto ambientale sul ponte sullo stretto di Messina. Per il WWF l'esito, per certi versi scontato, inevitabilmente porta ad un parere contraddittorio e problematico, dal momento che gli impianti ambientali dell'opera sono innegabili. Ma ieri l'amministratore delegato della società Stretto di Messina invece negava che ci fossero queste complicazioni. E poi nelle pagine interne della Sicilia, quelle dedicate appunto alla città di Catania, c'è una notizia che è anche un po' una notizia di servizio e che riguarda la nuova pista dell'aeroporto. Ecco qua, c'è una data, perché dal 31 marzo fino al 30 ottobre del 2025 inizieranno e saranno portati avanti i lavori per l'interramento della linea ferroviaria, con una breve interruzione ad agosto. La pista dell'aeroporto rimarrà chiusa da mezzanotte alle 6 del mattino per consentire lo svolgimento dei lavori di interramento della linea ferroviaria propedeutici alla realizzazione della nuova pista di volo. La vecchia è destinata a diventare pista di rullaggio, lo rende noto la SAC, che ringrazia il Ministro. Naturalmente ci saranno dei disagi per i passeggeri. E poi la prima pagina del Giornale di Sicilia, ce ne occuperemo di questi titoli nella rassegna stampa nazionale. Più tardi razzi sugli italiani in Libano e Putin che minaccia l'uso del nucleare, ma poi c'è un taglio basso dedicato alla giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ci sono dati allarmanti, l'isola non è una terra per bimbi.
Quasi un quarto dei minori in Sicilia vive in condizioni di disagio economico e sociale. Nelle scuole su 3.533 solo 760 hanno la certificazione di agibilità completa. In pratica meno del 30% ha moderni sistemi antincendio. E poi ancora siamo alla Gazzetta del Sud, regione conti in ordine, ne parlano tutti, sono 649 gli aspiranti vigili urbani che approdano alle prove fisiche nella speranza del mitico posto fisso. Sono rimasti in 649 a giocarsi 100 posti messi a bando dal Comune per entrare a far parte del corpo di polizia municipale. Ieri è stata pubblicata la graduatoria per l'accesso alla fase successiva e quindi alle prove. Questo appunto era il concorso e se la giocano. E poi il debutto della nuova AMAM, sapete che qualche settimana si erano dimessi i vertici dell'azienda che si occupa dell'acqua, situazione in miglioramento, ma l'emergenza non è finita, la ricerca e i lavori continuano. Nella rete, la rete idrica, ci sono oltre 2000 anomalie e il CDA si è insediato da poco. E poi un'ultima notizia che riguarda la cronaca di Palermo, le notizie principali le abbiamo già trattate, ce n'è una che riguarda la città dei ragazzi, questo centro che è un punto di riferimento per tante famiglie. Scade la convenzione sperimentale e chiude dal 6 gennaio la città dei ragazzi. Era diventato il punto di riferimento come spazio per laboratori per bambini, mercatini, altri eventi culturali, ma la convenzione con la fondazione Le Vie dei Tesori è in scadenza e dovrà chiudere dopo l'Epifania. Dunque il parco tematico, che era stato riaperto dall'amministrazione La Galla grazie ad un accordo pubblico-privato, chiuderà i battenti. Speriamo che qualcuno provvederà in realtà a soccorrere e consentire di continuare l'apertura. Grazie Lorena, ci ritroviamo fra pochi minuti. Intanto andiamo a collegarci come ogni mattina con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina con noi da Giardini Naxos l'assistente capo coordinatore Giuseppe Arena. Buongiorno, il punto sulla viabilità sulle strade di vostra competenza. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Oggi non segnaliamo particolari criticità nella rete autostradale della Sicilia orientale. Abbiamo dei rallentamenti tra Giarre e San Gregorio a causa dei lavori per il rifacimento del manto stradale a seguito delle note alluvioni che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Sulla tangenziale di Catania direzione Siracusa e sulla 18D direzione Catania ci sono dei rallentamenti. Inoltre l'autostrada 19 Catania-Palermo vede la chiusura dello svincolo di Enna, quindi al momento non si segnalano particolari criticità e vi auguriamo buon viaggio e buona giornata. Grazie per il servizio, per il lavoro, per assicurare chiaramente la sicurezza sulle nostre strade, a voi della Polizia Stradale, grazie al compartimento della Sicilia orientale che ci fornisce tutte le mattine le indicazioni necessarie per spostarsi. Allora andiamo invece sul traffico urbano e partiamo questa mattina con le immagini da via Vincenzo Giuffrida. Questa è la situazione, vedete c'è chiaramente un traffico sostenuto, ma al momento non ci sono ingorghi particolari, la viabilità sembra abbastanza scorrevole. La situazione su via Vincenzo Giuffrida adesso ci spostiamo e vediamo il Tondo Gioieni, circonvallazione di Catania, dove qui notiamo qualche rallentamento con le auto sia in direzione est che in direzione ovest, quindi dunque sia in direzione Ognina ma anche in direzione Mister Bianco per intenderci. Certamente si nota come ci sia certamente un po' di traffico questa mattina. Grazie allora anche per questo sguardo sulla viabilità sulla città di Catania. Ci dobbiamo fermare, una breve sosta, fra pochissimo torneremo insieme a voi, stavolta con la rassegna stampa nazionale e internazionale, la lettura dei quotidiani chiaramente italiani con Lorena Dolci.
Bentornati a Buongiorno Sicilia. Come anticipato, adesso torniamo alla lettura dei quotidiani con Lorena Dolci, i fatti nazionali ma anche internazionali. Ed eccoci, benvenuti. Vediamo dunque le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Dicevamo che quasi tutte le aperture dei giornali sono dedicate alle minacce nucleari da parte di Putin. E difatti troviamo atomiche, Putin alza il livello. Ecco qua il titolo in apertura: da Kiev missili USA sulla Russia. Sappiamo che Biden ha autorizzato il lancio di missili a lunga gettata anche sulla Russia ed evidentemente c'è stato appunto il primo lancio. Lo zar: risposta nucleare ad attacchi convenzionali. La Casa Bianca lo taccia come irresponsabile, la nostra premier Meloni conferma e ribadisce noi con l'Ucraina. E poi c'è il caso Regeni, il processo Regeni, testimoni. C'è un testimone che ha parlato in un documentario e che l'avrebbe visto e dice era sfinito dopo le torture. Giulio Regeni era ammanettato con le mani dietro la schiena, con gli occhi bendati. L'ho rivisto che usciva dall'interrogatorio sfinito dalla tortura. Era tra due carcerieri che lo portavano a spalla, lo stavano riportando in cella. Il drammatico racconto contenuto appunto in un video trasmesso da Al Jazeera e proiettato ieri in aula, tra l'altro alla presenza anche della sorella. E poi il richiamo di Mattarella: stop ai conflitti istituzionali, capo dello Stato che fa sempre da pacere, centrodestra teso dopo il voto. Parliamo del voto in Emilia Romagna e Umbria che è andato al centro-sinistra. Meloni difende Valditara e Del Mastro. Andiamo adesso a vedere la Repubblica. Ancora l'arma nucleare di Putin. Kiev lancia i primi missili USA sul territorio russo. Dal Cremlino il presidente cambia la dottrina sull'atomica e dice pronti a usarla anche in risposta ad attacchi convenzionali. I paesi europei del G20, e non solo dunque la Meloni, ribadiscono l'appoggio a Zelensky. E poi razzi contro la base italiana Unifil. Si era pensato in un primo tempo che fossero appunto di Israele, ma poi si è appurato che erano di Hezbollah. Netanyahu a Gaza dice 5 milioni per ogni ostaggio liberato. Meloni apre il processo nel centrodestra. Torniamo alla politica, autonomia e scontro. E poi c'è la vignetta di LK, che fine ha fatto Salvini in Umbria, San Francesco e il lupo che viene mangiato in questo caso da San Francesco. Ancora troviamo la notizia di Giulio, il testimone. Giulio sfinito dalle torture, migranti e violenza sulle donne. La premier difende Valditara dopo quella che da tanti è considerata una gaffe del ministro all'istruzione, che nel corso dell'inaugurazione della fondazione Cecchettin ha detto è collegato agli arrivi dei migranti. Veniamo adesso alla Stampa. Taglio alto dedicato appunto a femminicidi, l'avevamo appena accennato. Meloni difende Valditara, la premier ribadisce più violenza sulle donne con l'immigrazione di massa, quindi ribadisce il concetto già espresso da Valditara. Mattarella invece fa da contraltare l'integrazione, favorisce la sicurezza. Entrando nel corpo del pezzo, al G20 Giorgia Meloni si trova a rispondere sulla frase di un ministro del suo governo che di fronte alla famiglia, al dramma di una famiglia, di una vittima di femminicidio, nega il patriarcato e il commento è le parole della politica che ci riportano indietro. Ma poi c'è sempre la minaccia atomica di Putin, intervista a Tajani, Ucraina giusta la risposta di Biden, Trump non si farà influenzare dal Cremlino. La Russia ieri ha modificato la sua dottrina nel nucleare e nel farlo ha avvertito che non esclude l'uso delle armi atomiche per rispondere ad eventuali massicci attacchi ucraini con missili a lungo raggio di fabbricazione occidentale. Tutto questo succede appena 2 giorni dopo che fonti sentite dai media internazionali hanno dichiarato che l'amministrazione Biden avrebbe deciso di permettere a Kiev di colpire Russia con i razzi a lunga gettata. Qua il condizionale forse esagerato perché abbiamo letto che il primo lancio c'è già stato.
Andiamo adesso all'Avvenire. Putin riarma le bombe, nuove minacce di Mosca in risposta al via libera ai missili americani nel Kursk. C'è un dettaglio, è stato colpito un dormitorio scolastico, ci sono 12 morti. La Russia dunque rivede la dottrina nucleare, possibile risposta anche ad attacchi non atomici da parte di Stati Uniti e Unione Europea, viene tacciato di essere irresponsabile. Il Papa, che tenta sempre una mediazione sulla pace, scrive al nunzio a Kiev sulla pace e la speranza. Dio, scrive il Papa, chiederà conto delle lacrime sparse in Ucraina. E poi appunto restando sul tema, razzi sulla base italiana, Tajani accusa Hezbollah e non l'IDF, le truppe israeliane, come si era detto in un primo momento. Meloni ancora sulla sconfitta alle regionali, la sconfitta ci tiene con i piedi a terra, il PD teme per gli alleati. Andiamo avanti, vediamo adesso il resto del Carlino. Il resto del Carlino che direttamente annuncia Libano, razzi di Hezbollah sugli italiani. 8 colpi centrano il nostro quartier generale all'Unifil, 5 soldati sono finiti in ospedale per accertamenti. Il ministro Crosetto, che è il nostro ministro della difesa, ritiene inaccettabile. Israele, qui c'è un rimpallo di responsabilità, accusa gli integralisti, sono stati in effetti usati missili iraniani. C'è un'intervista al generale Carmelo Abisso che dice: vogliono sabotare il cessate il fuoco. E poi abbiamo una fotonotizia sulla minaccia nucleare, lo zar alza il livello della possibilità di risposte atomiche, Kiev lancia i primi missili americani in territorio russo e appunto la Russia potrà rispondere con armi nucleari anche ad attacchi convenzionali, ed è questo il cambio di passo che arriva dopo il lancio da parte di Kiev di 5 missili. Sembrano schermaglie se non parlassimo di armi nucleari. Il Giornale ancora apre il taglio centrale, bombe di Hezbollah sui soldati italiani, 8 razzi sul quartier generale, e poi c'è l'intervista a Panetta, il governatore di Banca Italia, che certifica la crisi tedesca, considerata il motore d'Europa, e dice: non è più l'Italia il malato d'Europa. Se 10 anni fa l'Italia era il grande malato, adesso il radar si è spostato su Berlino, e a metterlo nero su bianco è appunto Fabio Panetta, ma questo non è una buona notizia neanche per noi. E poi il quotidiano del il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, ha un taglio suo personale sulle scuole, dedicato alle scuole, il 40% ricostruite con il PNRR. L'edilizia assorbe il 78% dei 12 miliardi che il piano dedica all'istruzione. In campo ci sono 36.000 progetti per lotta alla dispersione, innovazione e formazione, e con il PNR si punta a rifare il 40% delle scuole italiane con ristrutturazioni progettate nel nome della sicurezza antisismica e della efficienza energetica. E invece poi liste d'attesa, speso solo il 30% dei fondi nel 2023, meno del 30% dei fondi a disposizione delle regioni è stato speso per abbattere le liste d'attesa nella sanità. Lo spiega la Corte dei Conti in una complicatissima ricognizione delle liste d'attesa post-Covid. In alcuni casi le regioni hanno utilizzato fondi per ridurre i disavanzi. Andiamo poi al Fatto Quotidiano, anche qui abbiamo l'apertura internazionale, un faccia a faccia in questo fotomontaggio tra Biden e Putin e l'escalation. Il tema è l'escalation. Putin cambia la dottrina nucleare, per l'Unione Europea chiede gli eurobond, cioè dei finanziamenti per le armi. Kiev annuncia primi missili americani in Russia. La Germania, quella che abbiamo appena letto, è il malato d'Europa, prepara le aziende alla guerra. Meloni sull'attenti, capisco gli USA, ma la Lega critica. Tajani, i razzi non fanno vincere l'Ucraina.
Andiamo poi a vedere l'Osservatore Romano che cita questa dichiarazione del Papa, anzi è la lettera del Pontefice a 1000 giorni, perché sono passati 1000 giorni dall'aggressione militare in Ucraina. Il Papa dice: il Signore chiederà conto di tutte le lacrime sparse. Papa Francesco ha inviato oggi una lettera al Nunzio Apostolico auspicando che la parola pace possa presto risuonare nelle famiglie, nelle case e nelle piazze della cara Ucraina. Ci fermiamo qua, per quanto riguarda appunto la rassegna abbiamo visto i principali giornali nazionali con le aperture dedicate anche ai temi internazionali della guerra in Ucraina. Adesso la linea torna ad Angelo Gagliani. Grazie Lorena, con te ci ritroviamo chiaramente più avanti nel corso della nostra mattinata. Adesso il meteo, le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti della nostra giornata. A fra pochissimo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sull'Italia vedrà un peggioramento che coinvolgerà soprattutto le regioni centro-meridionali peninsulari, che è legato a una perturbazione in arrivo da nord-ovest. Anche sulla Sicilia comunque il flusso di correnti, che è meridionale, tenderà a portare qualche occasionale piovasco sul comparto centro-occidentale dell'isola, comunque in un contesto di variabilità spesso asciutta. La ventilazione dei quadranti meridionali porterà le temperature a crescere nei valori massimi, con picchi anche vicini ai 22-24 gradi localmente. Dando uno sguardo poi alla giornata successiva, quindi in vista di giovedì, avremo ancora un contesto all'insegna di una certa variabilità, specie sul versante tirrenico, con qualche occasionale piovasco ancora possibile, ma nel complesso già dal pomeriggio avremo ampie zone di sereno un po' su tutta la regione, con i venti che tenderanno a ruotare un po' da nord-ovest, favorendo quindi un lieve calo delle temperature massime. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto, vi aspetto ogni sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Allora, rieccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia. Adesso ci occupiamo di un tema che è molto spigoloso, perché pesa tantissimo sulle tasche di tutti noi. Parliamo della Tari, ma in modo particolare della Tari a Catania, perché il capoluogo, la città di Catania, si conferma la più cara, la più salata per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Questo dato viene fuori dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, che ha preso in esame chiaramente i capoluoghi di provincia italiani e lo ha fatto relativamente agli importi che vengono praticamente pagati per il 2024. Buongiorno intanto al nostro ospite, che è Velio Di Stefano, che è componente del direttivo regionale di Cittadinanza Attiva. Buongiorno. Allora, è un dato che tutti noi conosciamo, almeno chi abita a Catania conosce, perché arriva puntuale questa tassa. Sì, abbiamo la tassa più alta d'Italia. Perché questo? Perché il sistema della differenziata, sistema che comprende la raccolta e tutto l'insieme fino al riciclo, non è completato a Catania. In Sicilia, nel sud, ma noi parliamo di Catania. Cosa significa non è completato? Così lo facciamo... Ecco, che cosa significa? Significa che la differenziata parte con la raccolta che viene effettuata dai consorzi vari, ad esempio al centro di Catania e la Gemo, che effettua questo ed è migliorato rispetto ad anni passati. Però non lo fa completamente, tant'è vero che noi vediamo spesso la spazzatura nelle strade. Cosa significa? Allora, significa che la raccolta porta a porta viene effettuata dagli operatori. Viene effettuata dal cittadino che raccoglie la spazzatura di casa e la porta davanti nella strada.
diciamo, o quando c'è il bidone la mette nei bidoni, nei condomini che hanno la possibilità. Viene fatta la raccolta, bene o male viene fatta. Volevo però segnalare anche alla Gema, ad esempio, che c'è in via vicino a Corso Italia, in via Renato Imbriani, nei primi numeri, c'è un vicolo. Là quotidianamente c'è una montagna di spazzatura. Quindi si devono mettere d'accordo con gli abitanti di quel vicolo per evitare questa spazzatura. Questo, diciamo, accumularsi di spazzatura. Però non è questo. Poi abbiamo la fase successiva, che dopo la raccolta c'è il trattamento dei rifiuti. Che da noi non viene fatto sommariamente. Ma questo che tipo, significa ma chi lo fa questo materialmente, questo servizio? Lo deve fare là dove vengono depositati, o meglio, forse lo dovrebbe fare, questo non si sa con precisione. Dove avviene il conferimento? Lo dovrebbe fare il consorzio che effettua la raccolta. Loro dicono di no, insomma c'è questa, bisognerebbe andare a vedere il contratto di affidamento. E perciò questa situazione già è una situazione abnorme, perché poi che significa? Una volta fatta la differenziazione dei vari cose, si passa poi al riciclo, che non esiste a Catania il riciclo e che è fondamentale, perché la spazzatura diventa qualcosa di diverso attraverso un sistema di diciamo, rifacimento. E questo viene fatto sempre al nord, lo fanno, ci sono città e meglio ancora paesi dove effettuano questo riciclo e pagano poco. Quindi questo è il problema. Poi un altro problema molto grosso, sempre nella raccolta differenziata, è che poi che cosa si fa? Si va a finire questi rifiuti che vengono raccolti. Vanno a finire là, nei posti dove vengono abbandonati. Quindi ci sono chiaramente dei centri di raccolta dove si viene a depositare. Viene a depositare nei centri di raccolta, che a Catania, ad esempio, è quello di Lentini, che ormai è pieno. Che cosa è il comune? Quelle che erano le discariche di una volta, no? Ci sono delle aree adibite per la raccolta differenziata. Le discariche. Che cosa succede? Che il comune è costretto quindi a mandare questi rifiuti in discariche ben lontane, addirittura anche all'estero. Quindi ci sono dei costi. Quindi ci sono dei costi enormi su questo. Allora, questo diciamo è il problema che incide. Noi su questo argomento della differenziata abbiamo fatto un progetto. Lo ha fatto la dottoressa Barrica, che è la responsabile dell'unità sanitaria della salute che si trova al San Luigi, e abbiamo fatto questo progetto che consiste principalmente nell'andare nelle scuole, dopo accordi con i presidi, con i professori delle scuole, e esporre ai ragazzi il sistema della differenziata. Allora, lo abbiamo già fatto questo l'anno scorso. In alcune scuole già è stato fatto? È stato fatto soltanto nella scuola che c'è là vicino ai pompieri. E quindi sarebbe la scuola... una scuola, sì. È una scuola superiore? Sì, la scuola dell'istituto tecnico, il Vaccarini. Esattamente. Il Vaccarini l'abbiamo fatto l'anno scorso con risultati buoni, però è chiaro che dipende dal cittadino, non dipende da noi. Allora, noi facciamo questo e c'è tutto un sistema, ci siamo messi d'accordo col comune, l'assessorato all'ambiente, l'assessorato all'istruzione, e ci hanno dato il benestare, e insieme con loro, perché siamo supportati anche da loro e anche da Gema, abbiamo iniziato ora quest'anno presso il convitto Cutelli. Allora, questo è un problema di educazione, sì. Educare alla raccolta differenziata. Quello che sottolineava lei prima invece riguardava lo smaltimento della differenziata, che è un altro tema, è una cosa che ha dei costi che poi ricadono sui cittadini. Un altro tema sulla città di Catania, per questo elevato costo della tassa sui rifiuti,
è quello che non tutti pagano questa tassa. Sì, c'è anche questo. Quella è una componente. Ma vede, questa è una cosa che c'è stata sempre. Se vediamo alcuni quartieri, San Cristoforo, Picanello, là insomma c'è un livello molto basso anche di redditi. E onestamente chi è povero ci mette anche la tassa della spazzatura, onestamente. Pagare tutti, pagare meno, però se hai un potrebbe reddito essere di una 600 soluzione. euro e devi pagare la casa anche 200-300 euro, come fai a mangiare? E allora? Ma questo non si giustifica nemmeno. Dovrebbe essere allora il comune a fare pagare la tassa della spazzatura solo a chi è che lo può fare. Ma ci sono anche dei sistemi di esenzione, no? C'è la possibilità di essere esentati perché chi ha un ISEE magari bassa ha la possibilità di essere esentato da questo balzello. Ma i redditi medi sono quelli che soffrono di più. Allora, prima di chiudere questo nostro incontro di oggi, abbiamo visto il problema a Catania, ma questo problema è generalizzato, lo accennava prima lei, un po' in tutto il sud Italia. In tutto perché quest'anno nella classifica della top 10, cioè delle 10 città in cui la Tari costa tanto, costa troppo, è entrato anche Trapani. Quindi diciamo che non è un sistema legato alla città di Catania soltanto, ma è legato un po' a tutto il sud Italia. Questo sì, il sud d'Italia e la Sicilia, però ci sono delle differenziazioni notevoli. Noi l'abbiamo rilevato anche noi come cittadinanza attiva a livello nazionale, che da noi la differenziata viene attuata al 21%. Il minimo previsto a livello nazionale è il 65%. Anche se il comune di Catania dice che questi dati si riferiscono non al 2024 ma all'anno passato. Speriamo che sia aumentata, ma questo non lo sappiamo. E quindi è un problema di quantità. Poi abbiamo ad esempio Palermo addirittura è al 15%, e almeno su questo la battiamo, e così via. Però ci sono anche dei centri, i piccoli paesi ad esempio, la differenziata la fanno. Ma forse è possibile che i piccoli centri sono facilitati da questo punto di vista? Certo, sono di meno, perciò. E poi molti vanno a Catania e buttano la spazzatura dove gli capita. Quindi insomma il problema è piuttosto ampio, piuttosto complesso. È un problema insomma, importante. Ma, insomma... prima di salutarci, io le chiedo, avete dei rapporti con Gema e fate anche delle, diciamo... Noi ci diamo come cittadinanza attiva, che è un'organizzazione di volontariato a livello nazionale, molto conosciuta prima come Tribunale del Malato, e noi ci diamo da fare e abbiamo un rapporto diretto con Gema. Con Gema, che è una delle aziende che raccoglie. Quando succede qualcosa, e spesso noi ci accorgiamo che i rifiuti vengono buttati così. Vengono abbandonati. C'è addirittura una fotografia che abbiamo fatto noi, che poi mandiamo a Gema, dove c'è un divieto di buttare la spazzatura e una montagna di spazzatura. Quella è una questione anche di educazione e di civiltà, diciamo così. Purtroppo, difatti, il nostro progetto che cosa dice? Catania pulita dipende soprattutto da voi. Prima di chiudere, vi siete incontrati, vi siete confrontati con l'amministrazione? Sì, e siamo d'accordo con l'amministrazione. Ci ha dato il benestare per fare questo nelle scuole, questo progetto, e siamo supportati anche da loro. Quindi insomma c'è tanto lavoro. Abbiamo fatto un accordo che è firmato. Quindi naturalmente niente a carico del comune, tutto fatto così volontariamente. Beh, comunque c'è questo accordo per cui praticamente... E noi ci diamo da fare. È bene che la cittadinanza sappia che esiste qualcuno che si dà da fare per questa questione della spazzatura. Grazie a Verio Di Stefano, che è componente del direttivo regionale di cittadinanza attiva. Abbiamo parlato della tassa sulla spazzatura, sui rifiuti, che è salata, carissima, non solo a Catania, ma in tutta la Sicilia e in molte zone, in molte aree del sud. Bisogna fare tanto ancora da questo punto di vista. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Noi ci fermiamo, cambieremo argomento, fra non molto parleremo, ahimè, delle nuove droghe. Vi aspetto fra poco.
Rieccoci di nuovo insieme e in studio con noi adesso c'è il dottore Fabio Brogna, buongiorno. Buongiorno a lei. Che è il direttore del Servizio Territoriale delle Dipendenze Patologiche dell'ASP di Catania, uno dei tanti SERT, ce ne sono 10, giusto? Sì, sul territorio da Palagonia a Bronte. Sul territorio della provincia di Catania. Certo, compresa città. Compresa la città di Catania. Allora, stamattina siamo qui per parlare delle nuove droghe, perché purtroppo si passa dalle droghe sintetiche ai psicofarmaci che possono essere utilizzati anche come droghe, e una delle novità, che poi non è una novità come mi spiegava prima lei, è questa droga chiamata della risata. Ci spiega cos'è esattamente la droga della risata? Allora, intanto dobbiamo affermare che non è una nuova droga, cioè questa sostanza esiste dal 1700. Anzi, all'inizio veniva proprio utilizzata a scopo voluttuario, nelle feste di piazza, negli spettacoli, eccetera, eccetera, alla fine del 1700. Poi uno studioso scoprì che aveva proprietà anestetiche e analgesiche e venne, diciamo, brevettato come sostanza, come anestetico per le operazioni. Stiamo parlando? Del protossido di azoto o ossido di diazoto. È un gas esilarante e, diciamo, ha delle proprietà sia anestetiche che analgesiche che ansiolitiche, agisce a livello di particolari recettori. Nella fattispecie ha 3 azioni principali, uno sul recettore NMDA, che sarebbe N-metil di aspartato, che segue la via del glutammato. Cosa fa? Induce quella eccitazione, quell'euforia, quel senso di dissociazione a livello cerebrale. Quindi da qui droga della risata. Da qui droga della risata. L'altra azione che ha è che attiva gli oppioidi detti endogeni, le nostre endorfine, e quindi attivando le endorfine dà quell'effetto di non avvertire, non avere sensazione di dolore. Quindi l'effetto analgesico che viene sfruttato per gli interventi chirurgici in sala operatoria o per gli interventi diciamo in bocca o per le partorienti o altro. Ha poi un'altra azione attraverso la via simile a quella delle benzodiazepine, perché agisce sull'acido gamma idrossibutirico e quindi dà rilassamento. Le benzodiazepine sono dei farmaci che noi medici utilizziamo per gli stati d'ansia. Quindi questa triplice azione, non fare avvertire il dolore, dare il rilassamento e dare la sensazione di euforia, di onnipotenza, di leggerezza, fa sì che diventa anche una sostanza d'abuso voluttuario. La cosa, prima lei l'ha accennato, diciamo, questa sostanza si conosce dal 1700. Certo. E si trova comunemente, non è vietata questa sostanza. Si trova anche nei supermercati, perché allora, la sostanza viene, cioè l'impiego del protossido d'azoto è nell'industria ampiamente. Lei pensi che l'NSO, il propellente delle auto da corsa, è a base di protossido d'azoto. Nella panna montata per messa sotto pressione vi è il protossido d'azoto, quindi ha diversi utilizzi e viene venduto quindi liberamente. È chiaro che questo uso, la legge italiana, delle foto intanto quello che non si deve fraintendere è, diciamo, è una sostanza legale, quello che dicono legale i ragazzi. Per l'uso legale. Per l'uso legale, bravo, ma è chiaro che l'uso a scopo stupefacente è vietato ed è vietato diciamo, utilizzarlo per questi scopi. In Inghilterra credo che sia vietato ormai proprio molto recentemente, anche in Olanda. In Olanda si sono accorti, il sistema statistico olandese, che il 37% degli adolescenti che frequentavano le discoteche, quindi compresi i minorenni, utilizzavano in discoteca il protossido d'azoto. Allora a un certo punto ne ha vietato sia la commercializzazione che la detenzione, addirittura non si può né vendere né tenere a casa né comprare. Quindi soltanto uso industriale? Soltanto uso sanitario, in questo caso è industriale. Ci siamo. Allora, in Italia invece la normativa è diversa. Ma perché è diversa? Perché in tanti anni, insomma, tranne questo caso in cui c'è stato un caso diciamo in Puglia, un ragazzo che è morto, e delle descrizioni che a noi gli utenti che frequentano i servizi e che usano anche altre sostanze ci riferiscono di utilizzare il protossido d'azoto, ma come
diciamo, situazioni occasionali o volontarie, non sicuramente con stati di dipendenza. Ora ha fatto notizia che un calciatore, insomma, diciamo un po' di giocatori esatto, noti, aveva notissimi. una dipendenza da protossido d'azoto, ma diciamo è una cosa che sta emergendo adesso. Allora noi cosa possiamo dire? Intanto che bisogna fare attenzione perché con questa sostanza si gonfiano anche i palloncini, no? Sì. E il ragazzo che è morto a Lecce ha inalato direttamente da dei palloncini questo prodotto e ha avuto questa, diciamo, morte. Immagino l'abbia fatto in modo inconsapevole certo. e pensando che non sarebbe successo nulla, che era quasi una bravata. Mentre invece i rischi e i pericoli sono tanti, sono elevati. Proprio per quelle caratteristiche che io gli dicevo in premessa, il soggetto può svenire improvvisamente. Lei pensi che inalando il protossido d'azoto si abbassa il quantitativo di ossigeno nel sangue, fino ad arrivare anche all'ipossia o addirittura all'anossia, ed è chiaro che sia il sistema cardiaco che il sistema nervoso si compromettono gravemente in fase acuta e il soggetto può anche ad arrivare in casi eccezionali, questo è un caso eccezionale, ad arresto cardiaco. Questo certo bisogna fare attenzione, spiegare ai ragazzi che... Allora, da noi in Italia, diciamo, il nostro sistema statistico ci dice che vi sono delle rilevazioni nel nord Italia e quindi una leggera diffusione sta iniziando a prendere piede. I ragazzi, lei sa come sono, anche gli adolescenti ormai hanno immediato accesso a internet e quindi sui social con gli influencer si vedono cantanti, si vedono attori che girano con i palloncini e quindi c'è quella sorta di emulazione dei comportamenti degli altri che può portare all'utilizzo. È chiaro che noi dei servizi pubblici, quando andiamo a fare, perché noi abbiamo una grande azione di prevenzione, il nostro direttore generale, il dottore Laganga Senzio, tiene moltissimo agli interventi di prevenzione e quindi noi quando facciamo prevenzione nelle scuole, pensi che abbiamo già contattato oltre 40 istituti superiori della provincia di Catania e stiamo piano piano completando la mappatura. È chiaro che parliamo di tutti i sistemi a rischio, inclusi questi per esempio dell'inalazione dei gas che non riguarda solo il protossido d'azoto, ma ce ne sono tanti altri, va bene, che non penso che sia questo. C'è il popper per esempio che è molto conosciuto. Cos'è il popper? Il popper sono delle fialette di nitrato d'amile che subito dopo che venne brevettato il protossido d'azoto come anestetico, venne scoperto il nitrato d'amile e utilizzato per gli stessi scopi. All'epoca c'era l'etere, il cloroformio. Queste fialette si rompono, esce questo gas e vengono utilizzate soprattutto nelle feste, diciamo, a sfondo sessuale. E viene definita questa pratica chemsex, l'uso di sostanze durante dei party. Allora, dottore Bologna, qui è un mare magnum. È un mondo molto vasto, immenso. Sì. Prima di salutarci devo necessariamente fare una domanda a lei su quella che è la vostra attività, perché lei ci ha spiegato i rischi, ci ha messo in guardia. E io la ringrazio per questa domanda, perché voi avete un'attività... questo è anche un motivo per fare sapere, diciamo, ai cittadini che noi dei CERT innanzitutto abbiamo delle regole ferree, da noi c'è l'anonimato assoluto. Cioè chi si rivolge a noi ha diritto ad avere l'anonimato, addirittura i pazienti li abbiamo per iniziali, se così non fosse non verrebbe nessuno, perché c'è lo stigma. Noi abbiamo un'opera di prevenzione, un'opera di cura e un'opera di riabilitazione. Perciò per coloro che hanno problemi di sostanze o dipendenze anche comportamentali, pensi il gioco d'azzardo patologico o i disturbi della nutrizione ed alimentazione, anoressia e bulimia, possono rivolgersi attraverso il sito aziendale dove ci sono tutti i numeri, le email e non abbiamo liste d'attesa, fra l'altro direttamente ai servizi e vengono presi in carico in modo anonimo se loro lo richiedono. Mentre l'azione di prevenzione, come le dicevo, si fa sul territorio, con le scuole, nei quartieri anche a rischio, dove ci sono i giovani a rischio. La riabilitazione riguarda invece le strutture convenzionate con i servizi dove in modo residenziale, se vi sono problemi gravi da sostanze che richiedono un ricovero residenziale, quindi l'utente dorme lì e sta un periodo X fino a quando poi non esce detossificato. Una sorta di riabilitazione. È una riabilitazione vera e propria. Quindi noi gestiamo e coordiniamo tutte queste attività e le nostre diciamo, azioni sono gratuite per i cittadini.
Dottore Bologna, è stato chiarissimo, sintetico, ha rispettato... Noi l'ultima volta ci siamo visti per i wax, si ricorda, per i cannabinoidi, sì. diciamo di nuova generazione. Questo è un mondo veramente, diciamo, che riserva e sorprese quotidianamente, in ogni momento, diciamo, della giornata. Grazie al dottore Fabio Bologna, che è il direttore del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell'ASP di Catania, ISERT, diciamolo subito. Di Catania. Ci rincontreremo magari per approfondire quella che è la vostra attività. Cosa fate nel concreto? Cosa fate? È importante che i cittadini sappiano, così si possono rivolgere. Benissimo, grazie Grazie ancora. a lei, buona giornata. Ci dobbiamo fermare e poi subito dopo andremo a collegarci con Palermo. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Adesso, come anticipato, andiamo a Palermo. Collegato con noi c'è Marco Gullà e insieme a lui c'è anche un ospite. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Siamo qui proprio davanti il teatro Politeama Garibaldi e al mio fianco c'è Mari Miserendino. Perché questo collegamento? Perché intanto ci avviciniamo alla giornata del 25 novembre, ovvero la giornata per dire no alla violenza sulle donne, la giornata internazionale, e questa volta noi, al di là di tante violenze che abbiamo raccontato anche nel corso della trasmissione, ma soprattutto anche nel corso dei nostri TG, in cui abbiamo evidenziato la violenza fisica che è stata perpetrata nei confronti di alcune vittime, questa volta vi vogliamo raccontare una violenza sì fisica ma soprattutto psicologica che questa donna al mio fianco, palermitana, imprenditrice, ha subito per 2 anni. C'è un episodio anche particolare che ha purtroppo anche scalfito la vita quotidiana di questa donna. Mari, tanto buongiorno. Intanto dobbiamo dire che tu sei vittima di violenza psicologica ma anche fisica, perché è stata a questa donna hanno bruciato 3 auto. Sì, salve, io sono stata sono stata al centro delle cronache locali e nazionali nel 2023, a gennaio del 2023. Una vicenda che ha distrutto la mia vita per un breve periodo, perché oggi posso dire un breve periodo, dove mi hanno ritratto con l'immagine di 15 uomini. Era un volantino che mi ritraeva con l'immagine di 15 uomini tapezzata per tutto il centro della città di Palermo. Ovviamente una violenza che può essere ricondotta alla revenge porn, perché l'illazione era sessuale. È chiaro che questa vicenda era soltanto la punta di un iceberg, perché questa vicenda fa uscire fuori una situazione molto più grave, perché io da 2 anni, già nel 2020, avevo subito l'incendio di una prima auto e successivamente di altre 2 auto. Quindi il fatto di essere stata al centro di una gogna mediatica mi ha stravolto completamente la vita, considerando che quando è avvenuto quell'episodio era un sabato notte, ancora lo ricordo, avevo mio figlio fuori, allora 17enne, e il mio primo pensiero quando mi avvisarono di questi volantini fu quello di scendere di corsa per capire cosa stesse succedendo, prima che mio figlio potesse capire quello che c'è, la situazione sgradevole che potesse colpirlo, perché comunque era lui la persona che poteva soffrirne di più in quel momento. Quindi io di notte scendo e raccolgo centinaia di volantini nel centro storico di Palermo, in via San Martino, in via Dante. Quelli che riesco a togliere erano 2 sacchi della spesa pieni. Il paradosso è che nonostante io venga identificata come donna vittima di violenza, con un quadro criminale volto ad annientarmi, contro ignoti, perché io in quel momento non potevo dare dei nomi, perché non avevo delle prove, quindi vengono fatte delle indagini contro ignoti, con delle indicazioni ben precise. Ad oggi mi viene archiviato il caso perché, nonostante le indagini onerose, non si è arrivato ad un nome. Quindi oggi paradossalmente io non sono donna vittima di violenza,
perché un ignoto non può essere identificato e io non posso essere identificata come tale donna vittima di violenza. È una vicenda paradossale, Angelo, perché appunto anche le testate giornalistiche, i TG anche nazionali, non soltanto ovviamente regionali, hanno raccontato la vicenda di Mari Miserendino, una vicenda che appunto è abbastanza particolare, quindi anche una sorta di binario di violenza psicologica che però si ricongiunge alla violenza fisica, perché Mari da quel giorno ha praticamente dovuto ribaltare, ma soprattutto in questo caso anche reinventarsi una sua posizione lavorativa. È cambiata la sua vita in quella tragica, lo possiamo anche dire, tragica, perché è un evento assolutamente incredibile quello che ti è successo. È cambiata la sua vita in quel sabato notte. Sì, in quel sabato notte è stato l'apice, perché comunque io già vivevo il terrore, perché comunque la mia terza auto era stato identificato che qualcuno avesse appiccato un fuoco, ma anche di quest'auto è stata identificata alla fine come autocombustione, quindi 3 autocombustioni, quindi non c'è identificazione di chi ha effettuato il reato, quindi non è un reato, quindi non posso essere donna vittima. Oggi non comprerei più una macchina, quindi ho cambiato le mie abitudini di vita. Già per me questa è un'altra violenza sociale, perché nonostante tutto nessuno mi ha aiutato, né lavorativamente parlando, né economicamente con delle sovvenzioni per farmi ricominciare a vivere. Io sono sola, completamente sola, sto cercando di rifarmi la mia vita in maniera autonoma, ma a me lo Stato non mi ha dato nessun supporto. Mi ha detto: cara donna, 3 macchine te le hanno bruciate, i volantini te li hanno affissi, non abbiamo trovato nessuno, ricomincia la tua vita. Io la rifaccio, io ricomincio la mia vita perché non mi fermo, ma sicuramente le donne devono sapere che quando subiscono violenza devono immediatamente affidarsi a persone competenti, non incompetenti, che fanno tutto e fanno male tutto. Devono farsi sentire da persone che hanno una competenza proprio in questo campo e da avvocati professionisti che conoscono la materia, non che si approcciano così in maniera superficiale, perché se avessi avuto, oggi lo sottolineo, un avvocato preparato solo in questo campo, io avrei avuto delle indagini immediatamente differenti e sicuramente avremmo trovato chi o le, perché per me sono le persone che hanno agito contro la mia vita, quasi con l'istigazione al suicidio, perché nella mia storia una donna un po' più fragile avrebbe anche pensato a questo. Ovvio. Tra l'altro, insomma, rientriamo anche, Angelo, scusami, e poi ti restituisco subito la linea, rientriamo ovviamente in un periodo in cui ci sono stati dei casi assolutamente significativi, l'ultimo ovviamente quello della ragazza quindicenne, Lari, che si è tolta la vita in quel di Piazza Armerina. Angelo, a te. Sì, no, volevo semplicemente chiedere a Mari se in questo momento ha accanto delle persone che in qualche modo stanno cercando, in passato, durante le indagini, magari si è trovata da sola, ma adesso ha trovato la possibilità di un confronto, qualcuno che la sta seguendo, oppure è ancora da sola? Sì, no, io fin dall'inizio, ho cercato, inconsapevolmente ho cercato qualcuno che mi aiutasse nel sostenere quel momento difficile, ma parliamo di persone vicine. Oggi io continuo ad essere sostenuta da degli psicologi, perché io ho necessità di essere seguita da psicologi competenti dell'ASP, che ho avuto la possibilità di rientrarci, ma solo per questo, perché all'inizio l'ho ricercati io ricerco sempre le persone che mi aiutano, nessuno viene da me e mi dice: cara donna, hai bisogno di aiuto. Io sono sempre andata alla ricerca, probabilmente perché il mio carattere è diverso rispetto a tanti altri caratteri, ma una donna più fragile non credo che ce l'avrebbe fatta. Quello che ho passato io credo che è veramente
quasi da film dell'horror, perché è quasi da horror. Io ho avuto pure, ancora oggi ho paura, mi guardo sempre. Certo, la domanda che voglio fare è questa: adesso ancora hai paura? Io sempre salto in aria se qualcuno mi viene dietro. Io quando entro nel portone di casa mia faccio sempre le corse, con tutto che oggi magari dietro di me ho una persona che mi può stare accanto, ma io se sono sola ho sempre paura, non è cambiato il mio stato di ansia e di paura. Sicuramente reagisco in maniera differente rispetto a 2 anni fa, però io continuo ad avere paura perché non so quello che mi può succedere. Io oggi mi sento una privilegiata, penso probabilmente non mi avrebbero voluto uccidere, e chi lo sa. Oggi non posso dire, magari se mi avessero voluto uccidere già l'avrebbero fatto, o volevano annientarmi perché per loro la mia morte era questa, che è fisica, di distruggermi in quanto mi vedevano donna troppo forte e troppo competitiva, tanto degli uomini deboli. Marco, abbiamo difficoltà nel collegamento, evidentemente la giornata ventosa ci complica anche, Sì, assolutamente. ci complica anche la vita. Volevo soltanto magari chiudere il collegamento, Mari, ci giriamo verso questa parte, appunto con il messaggio di questa donna che abbiamo appunto detto è forte e soprattutto è riuscita a rialzarsi proprio in vista del 25, mentre magari un messaggio verso quelle donne che non hanno le sue stesse peculiarità caratteriali. Io dico sempre a tutte le donne: fatevi aiutare, cercate persone competenti, donne che hanno subito violenza, fatevi ascoltare, è sempre un aiuto psicologico, vi possono dare informazioni, indicazioni, cosa fare, come allontanarvi dalla vostra casa, quali sono le strategie da utilizzare prima di andarvene, però vi prego di farvi aiutare. Questo è il mio appello. È un appello che raccogliamo, grazie Marco per questo tuo appello in vista del 25 novembre. Grazie a te Marco, grazie anche alla signora Mari Miserendino per essere stata con noi e per averci portato questa sua testimonianza. Adesso vediamo le pillole di Ammanacco e poi subito dopo, come ogni mattina, ci collegheremo con Marco Amato e ci faremo dire cosa dicono le stelle per questa giornata. Oggi 20 novembre è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite è stata approvata il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge numero 176. Trattato nazionale in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche nella storia. Riconosce ai bambini e alle bambine il diritto di essere trattati con dignità e correttezza per partecipare alla società sviluppando appieno le proprie potenzialità. Che siano tortore, rondini o piccioni, perché questi animali possono stare sui cavi elettrici senza prendere la scossa? Perché hanno entrambe le zampe poggiate su un unico cavo in cui scorre corrente ed in questi casi si dice che la differenza di potenziale fra le zampe è nulla, quindi è come se la corrente li evitasse proseguendo invece lungo il cavo elettrico. Se invece dovessero ipoteticamente poggiare una zampa su un filo e una sull'altro, allora risentirebbero del passaggio di corrente e quella sarebbe sicuramente un'altra storia. E allora, come anticipato, adesso andiamo a collegarci con Marco Amato, che già vedo questa mattina con una tazzina di colore rosso lava, o quasi, diciamo così, esatto. Un rosso forte. Rosso, come un amore che non posso. Oh, benissimo, buon caffè, buona giornata a te Marco. Stamattina di cosa parliamo stamattina? Dell'argomento nostro preferito, ovvero musica, e lo facciamo con un pezzo da 90. È un monumento, permettimi di dire un monumento. Infatti ho scelto la tazzina rossa con un amore che non posso, proprio perché oggi parliamo di Mina. Ebbene, la nostra Anna Maria Mazzini nazionale in arte Mina, icona della musica italiana ma anche del varietà italiano assolutamente, ci sorprende a 84 anni con l'uscita del suo ultimo album pieno di inediti, tra l'altro tutto dedicato all'amore, proprio volontariamente dedicato alle nuove
nuove generazioni come a voler lanciare un messaggio della sua interpretazione dell'amore e del sentimento per i giovani. Si chiama Gas d'amore e siamo tutti trepidi in attesa della sua uscita. Sicuramente sarà curiosissimo per tutti andare a vedere cosa la nostra Mina nazionale ci propone. Ebbene, questo personaggio così iconico non ho guardato solo il suo segno zodiacale, ma l'intero oroscopo, proprio perché è un personaggio così complesso e iconico. Sicuramente ha delle sfaccettature astrologiche interessanti. Mina è Ariete, come tutte le Arieti è un traino, è una forza, sicuramente la forza esplosiva della primavera, l'inizio, ed è stata proprio capostipite di tutta una serie di generazioni nuove canore nella sua epoca, forte ed esplosiva come il segno di Marte. La sua ugola invece si deve a Venere in Toro, congiunta a Marte e a Urano, quindi note impossibili e fortissime anche quelle, proprio perché il Toro è il segno della gola e la sua è una delle Venere più forti dello zodiaco. L'ascendente è il metà Leone, metà Vergine, con un Plutone in 12ª casa, il Leone, quindi un po' una rivoluzione. Infatti la nostra Mina non è stata proprio sempre molto canonica, originale assolutamente, ha fatto tutto a modo suo, e la sua sparizione dalle scene è proprio quella relativa al misterioso Plutone in 12ª casa. Grazie Mina di sorprenderci ancora una volta e di essere ancora nei nostri cuori. Oggi Luna in Leone, quindi bene per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Ottimo per i segni d'aria, in particolare Gemelli e Bilancio, proprio perché Plutone con la sua entrata in Acquario decide assolutamente che gli aria e il fuoco sono in auge. Oggi un po' meno l'Acquario perché la Luna è contro. Per quello che riguarda i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, questi movimenti planetari li obbligano un po' a riflettere, in particolare Vergine e Capricorno, che sono comunque convinti di prospettive ottimali. Ancora un po' nervoso il Toro, ma passerà. Pesci, Cancro e Scorpione di acqua, ottimo rapporto con la dolce Venere, che tenta sempre di stimolarli in una maniera positiva, in particolare i pesci, che riescono a raccordare situazioni impossibili oggi, mentre gli Scorpione riflettono un po' sull'assetto familiare. I Cancro con Venere in opposizione non ci stanno e sono sempre un pochino in ansia per quello che sono i progetti che riguardano l'amore, il lavoro e la vita. E detto questo, con la mia tazzina rossa auguro a tutta la Sicilia buona giornata. Grazie Mina. Grazie a te Marco, a domani. Adesso la curiosità del giorno la becchiamo su un quotidiano finanziario. Buongiorno. Sì Angelo, è un quotidiano economico, Italia Oggi, ed è una notizia che sicuramente interesserà chi ha bimbi che vanno a scuola e che forse li ha appena accompagnati, perché la notizia è che alle elementari tornano i giudizi. Dal secondo quadrimestre di quest'anno, e quindi è un cambio addirittura in corsa, nelle pagelle degli alunni delle primarie le valutazioni saranno quelle che insomma conoscevamo anche ai nostri tempi: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente, mentre alle medie con 5 in condotta si verrà bocciati. Lo prevede l'ordinanza ministeriale firmata dal noto ministro dell'istruzione Valditara. Insomma, fa sempre parlare il ministro Valditara. Sì, vuole stare sempre al centro. Grazie Lorena per essere stata con noi questa mattina. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia torna domani. Intanto ci lasciamo come sempre in musica. Oggi con Laura Pausini, con questo singolo, questo pezzo che poi dà il titolo all'album, che Resto in ascolto. Grazie a tutti, una buona giornata.